non ci sono cittadini di secondo piano. Noi paghiamo le tasse e non di secondo piano perché le paghiamo esattamente come tutti gli altri cittadini del Friuli e vorremmo dei servizi che sono equi in tutto il Friuli, non in una semplice, scusate, non in una parte sì, in una parte no. Ultima cosa, noi da oggi, da 2 giorni fa, insomma, abbiamo istituito un servizio che è succedasamichele@gmail.com. In questa mail le persone potranno inviare tutti i disservizi che avranno nella nostra struttura. E se questi disservizi avranno delle conseguenze gravi che porteranno magari alla morte, noi riterremo voi responsabili. Quest'ultimo intervento anche parzialmente gli altri. Siccome mi pare che uno dei punti fondamentali sia la questione dell'emergenza, lascerò poi la parola al dottor Marco Longo e all'assessore per entrare nel merito tecnico. Mi prendo però un po' di tempo perché vede, io penso che sull'ospedale di Gemona qualcuno stia facendo politica. No! Lei fa politica! Ma si vergogni! Qualcuno stia facendo Lei fa politica. Ma si vergogni! Dai. Perché credo che questo tema dovrebbe rimanere fuori da... Lei è il suo partito fa politica! Questa gliela dico, guardi, anche sul piano personale. Non le permetto di mettere in dubbio l'amore e l'attaccamento che io ho per questa terra. Non glielo permetto. Va bene? Lei dica quello che non può l'attaccamento e l'amore che ho per questa terra. Siccome penso, no scusate, adesso fa parlare me, non fai dire quello che deve dire. Ora, siccome io credo che la strumentalizzazione politica parte convinta che lei, che forse quella trasmissione televisiva non l'ha vista perché è giusto che vuole, io ero a Roma per il tavolo Idea Standard e per la delibera CIPE sulla Ferriera di Servola, per cui immagino che molto probabilmente abbia colto soltanto la mia presenza alla trasmissione televisiva. Bene, in quell'occasione lei saprà certamente, perché il video l'avrà visto tutto, non ho dubbi che lei l'abbia visto tutto, che mi è stata fatta la prima domanda come vice segretario nazionale del Partito Democratico, a cui ho risposto e ho detto semplicemente nel secondo ruolo, cioè nell'altro ruolo, perché alla prima domanda avevo già risposto, ho dato la risposta sulla riforma del titolo quinto e del Senato delle autonomie. Tutto qui, sa? Quindi lei, che io immagino, guardi, fa parte di una certa opposizione non avere contenuti e quindi attaccarsi a questa roba qui era Ma perché la butto sotto il... Dai! Ma lei... Ma adesso lei è qua in veste di vice segretario nazionale del PD o come veste istituzionale come presidente? Perché non ho capito io. C'è sicuramente un problema di informazione. Però, siccome lei ha fatto una domanda precisa, allora la domanda quali sono i servizi? Io ho già avuto modo di spiegare al sindaco in 3 occasioni. Dopodiché, guardi, io sono la prima ad essere dispiaciuta che ci troviamo qua, tra virgolette, per la prima volta, perché in realtà io sono venuta anche altre volte in questi mesi. Non riforma istituzionale! Bravo! Non riforma istituzionale! No, non serve, non ci sentiamo. Devo dirle che non ho mai evitato di partecipare istituzionalmente agli inviti che mi sono stati fatti ovunque mi sono stati fatti. Non è vero. Sapete, perché credo l'abbiate visto, che sono stata invitata al Consiglio Comunale Straordinario di di Gorizia, a cui sono andata insieme all'assessore. Sapete che i sindaci del Cividalese, in particolare il sindaco di Cividale, ha fatto un'iniziativa istituzionale alla presenza di tutti i sindaci, c'era anche il sindaco di Gemona a Cividale. Se c'è un invito istituzionale che il sindaco ritiene di farmi e che al momento non è stato fatto, io non ho nessun problema a presentarmi. Quindi magari su questo punto mi creda, siccome, come si suol dire, ci sono carte, ci sono documenti, io ogni qualvolta, anzi
in un paio di occasioni ho chiesto io l'incontro, ho chiesto al sindaco di incontrarlo e 3 volte ci siamo visti e 3 volte abbiamo cercato di fare insieme il lavoro che ho fatto con tutti i sindaci del territorio, tutti, sia quelli che hanno un presidio ospedaliero sul loro territorio, sia quelli che non ce l'hanno, abbiamo cercato di fare il lavoro per raccogliere tutte quelle che erano le indicazioni, gli spunti, i contributi per cercare di portare a definizione lo strumento migliore per le risposte che dicevo prima. Quindi tutto qui, cioè nel senso non c'è chissà quale macchinazione dietro, c'è soltanto l'esigenza di fare bene la riforma della sanità. A Gemona. Serve ai cittadini, solo a Gemona. Anche a quelli di Gemona. Sui servizi, entro nel dettaglio. Allora, come sapete, perché credo che l'abbiate letta fino in fondo, la riforma della sanità prevede la scheda tecnica di tutti gli ospedali. Ora, nella scheda tecnica dell'ospedale di Gemona, così come l'abbiamo fatta anche per gli altri ospedali, Cividale, Cagnago, Sicilia e tutti gli altri ospedali, noi teniamo fermi tutti gli ambulatori, specie mancano. Oggi citavo quello della montagna che è una particolarità, ma cerchiamo di capire se riusciamo ad aprire anche ulteriori specialistiche su Gemona. La chirurgia ambulatoriale, abbiamo detto che sulla chirurgia ambulatoriale resta la possibilità dei piccoli interventi a Gemona, anzi abbiamo anche parlato di alcuni servizi che vorremmo concentrare lì da tutto il territorio, non solo dell'Alto Friuli ma anche dell'Alto Udinese. Abbiamo detto che resta il centro prelievi con le accettazioni, il prelievo, la cassa, il ritiro referto, rimane, guarda, ve li sto leggendo nella scheda, non è che li sto dando in ordine, ve li sto leggendo nella scheda. Accettazione, teniamo, aspetta, mi faccia leggere tutti i servizi che restano, eccetera. Poi, siccome abbiamo detto che sul pronto soccorso c'è una criticità, ho già detto che do la risposta ai tecnici perché vi rispondano. Allora, la dialisi rimangono i 6-8 posti, c'è la radiologia. Oggi è stata anche l'occasione per poter parlare con il professor Valentino e cercare di capire con lui come possiamo organizzare sul territorio gli accessi alla radiologia tradizionale ed ecografia, anche con l'utilizzo degli strumenti nuovi, modificando l'orario di accesso per dare più possibilità alle persone, alle famiglie di accedere e anche per cercare di convogliare su Gemona le persone di altri territori, perché ci sono altri territori dove magari ci sono liste d'attesa e qui non ci sono, quindi qui possiamo portare le persone che magari in questo momento stanno attendendo in un altro degli ospedali del territorio regionale. Abbiamo mantenuto i 30 posti letto per la riabilitazione estensiva, il modulo respiro, eccetera. Mettiamo, perché non ci sono, 4 posti letto per i malati terminali non domiciliabili, perché non ci sono i 4 posti letto per i malati in stato terminale non domiciliabili. Manteniamo gli 8 posti letto per acuti. Abbiamo detto che ci sono 20 posti letto per le cronicità, le post-acuzie, stati vegetativi e minima coscienza. Manteniamo la continuità assistenziale per le visite urgenti, le prescrizioni. Abbiamo riaperto sulle 24 ore il centro di salute mentale, perché sapete che non era aperto sulle 24 ore. Abbiamo mantenuto tutta la parte delle dipendenze, il materno infantile, abbiamo anche previsto non solo il mantenimento del percorso nascita, dell'età evolutiva, tutta la parte disabilità pediatrica, ma abbiamo anche detto che è proprio sui territori che vogliamo implementare questi servizi, cercando di accrescere ancora di più i servizi per le mamme e per i bambini, il consultorio, le vaccinazioni, le visite, le terapie per la riabilitazione, l'assistenza protesica e AFIR. Abbiamo detto gli accessi al domicilio, gli ambulatori infermieristici, l'assistenza infermieristica domiciliare deve aumentare, perché nel momento con le cooperative in cui le state dando. Spostiamo e allochiamo risorse dagli ospedali al territorio, perché sul territorio devono esserci più servizi territoriali, quindi aumentare anche la presenza delle assistenze infermieristica domiciliare. Rimangono tutte le parti amministrative e burocratiche delle commissioni per l'inviabilità civile, la medicina di gruppo, l'amministrazione, eccetera. Ora, tutto questo si aggiunge anche la parte dei medici di medicina generale,
Sapete che sui medici di medicina generale il percorso che stiamo già attivando è un percorso che viene da lontano, che non abbiamo neppure in qualche modo voluto noi, ma che noi vorremmo si implementasse, risale al decreto Balduzzi, prevede che ci sia questa possibilità di associazione tra i medici di medicina generale, cioè i medici di famiglia per intenderci, che utilizzino il presidio ospedaliero anche per le visite che fanno i medici di base. Questo già funziona. Se non avete occasione, ma insomma possiamo organizzare anche una visita all'ospedale di Magnago e all'ospedale di Sacile, già funziona. Ma ci hanno già detto che è un fallimento. Medici di famiglia che si sono attivati, hanno un'associazione dentro l'ospedale dove ricevono i pazienti. Ma Gemona, questo c'era già, c'è sempre stato, non avete portato l'acqua calda. Sto parlando della forma, cioè del tipo di assistenza a cui stiamo mirando. In quegli ospedali è già attivata da tempo, funziona. Non sono contenti, secondo quello che si legge sulla stampa? Tutti questi servizi, naturalmente quello che abbiamo detto è che siamo pronti anche a cercare le condizioni, l'ho spiegato prima, lo ridico adesso, per cercare di implementare alcuni servizi. Prima citavo la chirurgia ambulatoriale, è uno di quelli. Una delle cose sulle quali stiamo ragionando è quello della cataratta, di portare tutta la parte di cataratta proprio all'ospedale di Gemona. Sul pronto soccorso, allora io direi rispondiamo per favore dal punto di vista tecnico, alcuni dati e poi quello che... Prima, per completare le risposte, prima di dare la parola sulla tutta la questione delle emergenze di pronto soccorso, perché mi pare di capire, al di là di alcuni interventi che non mi pare siano entrati proprio nel merito, ma sono rimasti su un livello più politico, altri invece devo dire che hanno posto un problema. La bandiera è quella, la bandiera è quella, non è politica, scusi Cortesia, non interrompere, per cortesia. La scuola è Siamo stati bravi. Una questione un po' anche ho colto in qualche intervento dire volete ridurre a un RSA un po' regolatorio, no, però notando andando in giro a un certo atteggiamento come se si trattasse per esempio il fatto di organizzare la sanità per dare risposte a quelli che sono i problemi che oggi sono tanti e frequenti sia quasi un fatto riduttivo, siccome voglio dire gli interventi al cuore sono sicuramente una cosa importante e li faranno. Sì, 3 o 4 all'anno. Oggi quello che invece abbiamo, e il problema che abbiamo serio, è di dare tante risposte. Facevo prima l'esempio dell'anziano perché una cosa che succede a quasi tutti gli anziani purtroppo è di rompersi il femore. Bene, quando si succede vengono operati, stanno pochissimo perché voi sapete che ormai nei reparti ospedalieri stanno pochissimo. Gemona lo faceva. Viene dopo è un problema. Io lo dico perché l'ho provato, l'ho sperimentato e ho toccato. A quel punto noi dobbiamo organizzare la sanità per questi problemi, che sono tanti e sui quali non siamo pronti. Questo è il senso profondo della riforma. Quando mi si dice che cosa è la riforma, lei prima doveva sperimentare. No, questa riforma disegna, al di là di Gemona, con Gemona ma con tutto il resto. Ma perché Gemona? Disegna un sistema dove ci organizziamo per dare queste risposte che oggi purtroppo non ci sono e siamo in difficoltà. Non è vero che non ci sono. No, sperimentato sulla mia pelle. Mamma, sono contenta invece. Anch'io. E si vede alla Venga Gemona. Impedite agli altri che si sono messi in lista di parlare, se facciamo così. Fateli parlare. Noi non la vogliamo eliminare, anzi migliorarla se possibile, non è che vogliamo eliminarla. Ora, mi pare però di capire anche dall'intervento dell'infermiera, e per questo poi darò la parola anche ai direttori perché ha problematiche poste in modo tecnico, sono le persone che lavorano all'interno, è giusto rispondere anche dal punto di vista tecnico, anche se non ho compreso bene perché lei mi ha fatto un esempio di un problema di tempi di raggiungimento che lei ha sperimentato con l'ambulanza che partiva da Gemona, non mi ha posto il problema poi di quella persona che aveva un politrauma che in realtà poi probabilmente doveva andare a Udine, cioè perché noi non è che togliamo le ambulanze, non è che possiamo mettere. L'avete già fatta? Non possiamo, hanno già fatto. L'hanno già fatto? No. Fate finire. L'ambulanza a Gemona ci sono. Ambulanza, no ambulanze. Abbiamo lasciato l'ambulanza perché una non era utilizzata. Quella che Ma dai, che deve venire Ma conoscete il territorio del Friuli? Ma conoscete il territorio del Friuli, sì o no? Non si capisce. Ma dove vivete?
10, cazzo! Allora, 4 uscite di media giornaliere di un'ambulanza vuol dire che noi abbiamo un'ambulanza oggi che ha 4 uscite di media giornaliere calcolate. 4 uscite, voi immaginate quante ore rimane ferma. Va benissimo, ma 2 mi sembra un po' tanto per 4 uscite. Paghiamo le tasse. Dai, noi le paghiamo per averle. Paghiamo i nostri stipendi con le nostre tasse per mantenere questi servizi. Allora adesso per la questione della rete dell'emergenza, che come vi dicevo sarà quella che in qualche modo dovrà dare quelle risposte anche maggiori di sicurezza, darei la parola. Non conoscete Sì, scusate, dottor Marcolongo, solo un attimo. Abbiamo già 4 persone che si sono prenotate. Se interrompiamo continuamente non riusciamo a farle parlare, io devo cercarlo. Grazie. Allora, vediamo, come diceva già l'assessore Presidente, noi procederemo nel senso dell'attuazione della riforma tenendo conto chiaramente della grandissima attenzione alle emergenze. Quindi prima di tutto faremo il piano entro aprile. Non chiama in Basparo. È un piano che terrà conto sia della presenza e presidio territoriale con mezzi mobili, quindi con standard e indicatori che sono ampiamente riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Dovremo garantire l'arrivo, dopo un'ora e mezza, garantire l'arrivo sulla scena, come si chiama in termine tecnico, sulla scena il personale professionalmente competente, che può essere sia personale infermieristico che è altamente competente, non necessariamente è sempre necessario che ci sia anche quello. Comunque è importante intervenire tempestivamente. Quindi dovremo rivedere la rete della distribuzione delle ambulanze, quindi mezzi mobili, quindi si deve partire dal presidio del territorio. Adesso è fatto in modo così, dobbiamo riprendere in mano e lo faremo con le cartografie, con i tempi, che cose abbiamo ampiamente già documentato e sappiamo quanto tempo interveniamo, anche perché i dati che noi abbiamo, guardo, sono i dati che voi mettete dentro nei sistemi informativi, quindi sono i dati che mi ha dato lei, quindi devo ragionare su questi dati e su questi dati quindi abbiamo anche i tempi di intervento. Quindi questo è il primo punto di partenza. Poi è chiaro dove portano, a seconda della gravità, le patologie, che possono andare dei punti, si dice, quelli prossimali, per quanto riguarda la patologia non complicata, non estremamente complessa, ma quella che citavo prima, quegli esempi, certamente quelli vanno nei centri hub di sicuro, tipo Udine, se era un po' traumatizzato per è stata un'ora e mezza di una avventura schiacciata, quindi questo è il tema, vuol dire che lo rivedremo. Il tema è del pronto soccorso. Allora, il tema del pronto soccorso. Noi abbiamo circa 35-40 in media, diciamo, accessi al giorno al pronto soccorso di Gemona. Questo è più o meno i numeri, spero che tornino perché sono i flussi che abbiamo, quindi sono veri i dati, non sono falsi. Di questi abbiamo circa il 60%, oltre sono codici bianchi, quindi se facciamo una tara circa 28 sono prestazioni di codici non di comunità bianchi che possono anche essere seguite dalla medicina generale se ben organizzata. Quindi rimane un residuale complesso estremamente modesto. Diciamo che i codici rossi in un anno sono 29 in questo pronto soccorso. Impossibile. 29 Impossibile. in un anno. Codici rossi in Quindi, pianura. noi stiamo parlando di cose, poi già sono un po' così, non sono poi molto di più. Quindi il tema è dire 29 codici il rossi. pronto soccorso, secondo chi legge i testi, quelli siamo anche dei tecnici, abbiamo anche dei consigli da parte politica, devono tenere conto di alcuni requisiti dei pronti soccorsi. Tutti lo sanno, 2 al devono mese. avere sia il pronto soccorso 2 al mese. ma dietro quello che conta, che si chiama pronto soccorso, sono le strutture che stanno alle spalle. E cioè le chirurgie, le radiologie, le rianimazioni, le cardiologie, tutta una serie di prestazioni che garantiscono e qualificano un pronto soccorso. Allora, è un pronto soccorso quello che abbiamo a Gemona? Se l'abbiamo snaturato non potrà essere più un pronto soccorso. Questo non è Dai. Allora chiamiamo le cose come sono.
Cioè chiamarlo punto di primo intervento non è una cosa che dequalifichi, perché la presenza medica di un medico di base che non è che la presenza medica non ci sia, No. Cambia la modalità della gestione del paziente. E allora lasciatelo pronto soccorso. Allora lasciateci i nostri letti di emergenza. Tecniche estremamente importanti. Non sono sottilezze, lo sto dicendo perché è giusto che ognuno di voi abbia le informazioni, si aggiorni, vada sui siti internet, guardi tutti i documenti. Anche quello che abbiamo fatto. Esattamente lo sto dicendo. Quindi noi abbiamo riqualificato, brutta parola, abbiamo dato il nome preciso alle cose che stanno facendo. Quindi questo è l'aspetto che noi abbiamo. Perché questo deve tutelare prima di tutto i cittadini, i pazienti, perché quando c'è una situazione che è grave, deve essere preso e portato via immediatamente, perché non è accettabile che qualcuno a 48 anni possa morire dentro un pronto soccorso così impropriamente chiamato. Però bisogna stare molto attenti che noi dobbiamo agire tenendo conto quando un professionista agisce, come abbiamo visto la responsabilità della nostra collega del Servizio Sanitario Regionale, deve agire però anche con la tutela dell'organizzazione, che non faccia errori, che non comporti atti che possono compromettere la salute dei nostri cittadini. Quindi la preoccupazione, ed è vero che lo dice la parte non tecnica ma anche la parte politica, che siamo preoccupati di garantire la sicurezza. Non è che stiamo qui a fare un dispetto. La sicurezza vale fino al 31 col primo giorno. Ci stiamo occupando di garantire sicurezza. Allora la sicurezza si organizza con certi modi. E la Joint Commission? Noi siamo, brava. Scusate, anche il mio amico, c'è gente che fa questo mestiere da 35 anni, non è che io non si preoccupa perché pronto soccorso, so esattamente di cosa stiamo parlando. Sì, ma per uccidere uno non serve strozzarlo, basta togliere l'ossigeno a una volta. Sta togliendo tempo agli interventi. Ho spiegato perché il pronto soccorso. Poi c'era stato, quindi i dati sono i dati che noi abbiamo, vengono raccolti anche dalle persone che voi conoscete, quindi è tutto assolutamente vero. Poi non è una difesa d'ufficio, ma certamente per quanto riguarda le ambulanze, è vero che diceva Sole, sono molto utilizzate, quindi però noi non è che le tocchiamo via. L'ambulanza, anche se fa 4 interventi al giorno in media, massimo 8 a 2 al giorno. Certo, bisogna presidiare il territorio, ci deve essere, non abbiamo detto che la togliamo via. C'è il problema vero che diceva la vostra prima infermiera, che le zone più lontane probabilmente hanno bisogno di avere una protezione maggiore, e quindi non è mettendo il pronto soccorso a Gemona, scusate perché ho davanti ho anche la cartina di Civitale, a Gemona proteggiamo e tuteliamo le aree più lontane. Che strano che noi siamo vicino alla statale, vicino all'autostrada. Come ha promesso anche il Presidente, che dobbiamo vedere la distribuzione delle ambulanze, e quello è il numero fondamentale. Pregate Dio che non venga. Poi ripeto, le portiamo dove serve la cura migliore a quel paziente, a quel cittadino. Se non è chiaro questi almeno elementi di base, quello che ci ha sorretto nel nostro ragionamento. Quindi si vuole portare via nulla, si vuole semplicemente ridare più sicurezza. 29 codici all'anno? Ho detto, no, aspetta. Ospedale per la salute, quindi è un presidio importante. No, ma ho sentito bene. Chiudendolo alle 8 di sera, lei garantisce Grazie, abbiamo ancora prenotati 6 No, facciamo parlare chi non ha parlato. Mi spiace, non ce la facciamo. Facciamo un'altra volta allora, dai. Come volete. Sapevate? Cosa andate incontro? Andate così a sparlo. E quali numeri avete? Perché è andato in pensione quello che ha distrutto. Date i numeri, ci date i numeri o cosa? O li date? No, io adesso lo dico. Sì, no. Mi correggo. Scusate, se posso anche sbagliare. No, si può sbagliare. Qui
gioco la salute! Penso su questi dati. Forse state sbagliando anche altre cose, eh? No, i numeri sono qui, sono quelli del suo collega. No. Sì, però come mai due pronto soccorsi vicino San Daniele e Spilimbergo? Mi lasci finire per favore. Sono 116, ha ragione. Ce lo dice adesso! No, non è serietà! Non c'è serietà! Cazzo! Io vado, mi dispiace. Io vado. Prendendo in giro io e voi.